Bentrovati amici sportivi, un saluto da Claudio Costanzo che per le telecamere della Wii Sport SD vi racconterà dell'esordio stagionale del campionato dei giovanissimi regionali di Girone D. Di fronte il Città di Messina contro l'ACD Folgore Milazzo. Nuovi talenti, nuove promesse, quelle in dote a mister Lino Fiumara. Stessa mentalità, quella di fare più punti possibili e arrivare più in alto possibile come richiesto dalla società giallorossa. Di fronte però ci sarà una Folgore Milazzo piuttosto agguerrita. Anch'essa ha una grande tradizione di settore giovanile. Arbitrerà l'incontro il signor Doddis della sezione Messina. Intanto con l'ausilio della nostra grafica, come al solito, andiamo a scoprire le formazioni e quest'oggi si daranno battaglie in campo. Tutto sembra pronto per l'ingresso in campo delle due formazioni. Gremiti gli spalti del Garden Club di Miri Marina. Folta cornice di pubblico, clima gradevole quando le due squadre stanno per schierare al centro del campo per i saluti di rito. Città di Messina in completo bianco-blu, Folgore Milazzo invece in completo giallo. Fischia l'arbitro, saluto del pubblico, scrosciante applauso dei genitori ultras presenti qui al Garden Club di Mili. Ora si stringono la mano i due capitani, da un lato Majorana, promosso a capitano della squadra dopo aver ben figurato nello scorso campionato, dove il Città di Messina è riuscito a raggiungere un secondo posto inizialmente insperato. Si danno la carica qui i ragazzi del presidente Lorè e poi si potrà partire con le ostilità. Via al match, Città di Messina attaccherà in questa prima frazione di gioco da sinistra verso destra e ha subito una bellissima occasione con questo lancio in profondità che trova Spuria tutto solo di fronte al Leone. Spuria non si coordina bene e calcia alle stelle. Ha avuto subito l'occasione l'esordiente attaccante 2002. Qui intanto ci prova col mancino a giro anche Maisano del Città di Messina, anch'esso all'esordio con i giovanissimi regionali. Qui va di testa anche Mangano con il numero 10, ma termina ancora una volta alto sulla porta difesa da Leone. Ritmi piuttosto accesi in questo inizio di gara. Osserva la partita pensierosa il capo Ultra Roberti. Qui sfruttano una pausa i due allenatori per dare la carica ai propri ragazzi. Calcio di punizione per il Città di Messina, doppia opzione Majorana oppure Maesano che va morbido col mancino, troppo morbido per Leone, che manda il pallone in corner. Dagli sviluppi dello stesso, batte corto, ancora Maesano, si sposta palla sul destro, mette dentro per Spuria che si avvita e dimostra di non aver perso il fiuto del gol. Il bomber, il numero 9 all'esordio dopo 15 minuti timbra subito il cartellino. Simone Spuria si avvita da grande attaccante e mette il pallone alle spalle di Leone per il vantaggio del Città di Messina. Cerca di rispondere la Folgore con questa azione in verticale, esce però bene Forestieri e manda in out. Anche lui ha una grande occasione Forestieri di mettersi in mostra quest'anno, dove il passaggio di Merlino alla formazione allievi. Qui altro spiovente e delizioso di Maesano, sempre preciso e tagliato il suo mancino. Qui prova a recuperare palla Majorana, ma non c'è più tempo, termina così la prima frazione di gioco, duplice fischio, squadra a riposo. E allora possiamo passare con l'ausilio delle nostre immagini alla seconda frazione di gioco. Rientrano le squadre in campo fin qui e Spuria a decidere la partita. Si ricomincia intanto con la Folgore che si riversa subito in avanti, ma il Città di Messina a gestire il pallino del gioco. Qui ci prova con questa coordinazione aerea Mangano dal limite dell'area, quasi sperata, ma Leone alza in corner. Città di Messina che riesce a chiudere gli avversari nella propria area di rigore. Qui va col mancino alla distanza Cannata, forse il migliore in campo dei suoi, scheggia la traversa e termina alto il suo mancino. Qui intanto lascia il campo Roberti per far spazio al parietà catalano. Passa al 4-4-2 mister Lino Fiumara con un esterno per un attaccante. Qui palla splendida in profondità per Spuria che si prova a involare, ma Leone esce bene e fa sua la sfera. Altro cambio intanto in casa di Città di Messina, esce Tramacere ed entra Valerio Santapaola con il numero 13 che andrà ad agire sull'auto di destra nella linea dei difensori. Altra palla deliziosa dentro di Venuti per il Città di Messina, si può involare Majorana, va col destro di un soffio al lato, anzi era Catalano il neo entrato che ci ha provato subito col destro
cercando il gol del raddoppio. Qui Spuria inventa, manda in porta Mangano, a tu per tu con Leone. Mangano va col destro, Leone si supera, la palla resta lì, ancora Mangano, ancora col destro. Che colpo di Reni di Leone che manda in corner, doppia super parata del portiere della Folgore Milazzo. Non è riuscito a timbrare il cartellino all'esordio Mangano. Qui intanto punizione di Guerrera, dentro, fa sua la sfera Forestieri, la tiene lì in questi ultimi concitati minuti di gioco, dove il Città di Messina sta subendo un po' la stanchezza. Qui però Majorana entra in area e ci pensa lui, il capitano e numero 11 Nicola Majorana, a mettere il punto esclamativo a questa vittoria quando mancano 3 minuti al termine del match. Non perfetto in questo caso Leone, ne ha approfittato Nicola Majorana che col suo destro non poteva sbagliare. E allora Città di Messina 2, ACD Folgore 0. Terminerà così la partita. Triplice fischio di Dodis, il Città di Messina vince all'esordio ed è subito atteso settimana prossima a un esame importantissimo in casa del Freetime, che è stato sconfitto a domicilio dalla Football 24. E vi lasciamo come al solito con le immagini dei ragazzi che vanno a esultare sotto i propri ultras e il saluto del nostro signor Zacca. Da Claudio Costanzo per le telecamere della Wii Sport è tutto, vi ringraziamo, alla prossima, sfondate il tasto mi piace.